Buon pomeriggio dall'ippodromo Arcoveggio. Cominciamo la riunione di oggi con i gentleman in sulchi a cavalli di 3 anni. Sono in 8 dopo il ritiro del numero 7, lo schieramento 1 Diamond Horse, Federico Bongiovanni, 2 Dakar S, Gianluca Lami, 3 Diana Bye Bye Filippo Monti, 4 Dillo Ciacchi SM Carlo Ballotta, 5 Drifa di Meletro Tello Zorzetto, 6 Dilva Jet Matteo Zaccherini. Seconda fila 8 Dubai dei Greppi Nicola Del Rosso, 9 Diablo GV Michela Rossi. Distanza del doppio chilometro, quindi partenza sul rettilineo delle scuderie. Stacco della macchina. Veloci Dakar S, poi al largo anche Drifa di Meletro, fra i due Diana Bye Bye. Fase calda della prima curva con Drifa di Meletro che accelera, ma Diana Bye Bye ancora di dentro. Alla fine passa l'allieva di Otello Zorzetto ed è al comando davanti a Dakar S. Tanto 14,9 i primi 200 metri, primo passaggio davanti alle tribune, Drifa di Meletro su Dakar S, all'esterno è rimasta Diana Bye Bye, poi lungo la corda Diamond Horse, al largo in terza ruota è Dilva Jet con Matteo Zaccherini che avanza, ma intanto vediamo che Drifa di Meletro ha intenzione di correre sotto e lascia sfilare Diana Bye Bye, che è la nuova battistrada, dopo 600 metri abbondanti, anzi 600 metri, con di fuori Dilva Jet, poi Drifa di Meletro a precedere Dakar S, poi Diamond Horse, all'esterno vediamo anche Dillo Ciacchi SM, mentre ormai i cavalli sono a compimento del primo giro, passato da Diana Bye Bye in 1 minuto e 8 decimi. Curva con sempre ora Diana Bye Bye affiancata da Dilva Jet all'esterno, poi Drifa di Meletro su Dillo Ciacchi SM che avanza, vediamo avanzare dietro via anche Diablo GV, mentre terza la corda si mantiene Dakar S. Chilometro in 1.16,7, siamo al secondo passaggio davanti alle tribune, sempre in vantaggio Filippo Monti con Diana Bye Bye, alleva di Lorenzo Baldi, una figlia di Oro Puro Bar, Dilva Jet all'esterno scoperta, poi la pariglia formata da Drifa di Meletro e Dillo Ciacchi SM, mentre segue quella con Dakar AS e Diablo GV. Più indietro Diamond Horse, intanto i cavalli sono a 600 metri dalla conclusione, si avvantaggiano le prime due in lotta con l'ultima curva passata in 15,3. Diana Bye Bye sta respingendo l'attacco di Dilva Jet, a distanza Drifa di Meletro, si industria in terza ruota Diablo GV che cerca di scavalcare Dillo Ciacchi SM, intanto le due battistrada stanno ancora lottando con un 15,1 sulla retta di fronte, Dilva Jet attacca ma Diana Bye Bye sta rispondendo molto bene, duello fra Filippo Monti e Matteo Zaccherini. Sembra ormai per gli altri la lotta solo per il terzo posto, c'è l'errore di Diablo GV sull'ultima curva, 15,5. Numero 9 Diablo GV squalificato. Anche Dilva Jet si arrende di galoppo e quindi numero Diana Bye Bye deve Dilva solo lasciare Jet scorrere i metri. E viene a vincere Filippo Monti con Diana Bye Bye al secondo posto distanza Dillo Ciacchi SM, poi emerge Diamond Horse per il terzo posto su Drifa di Meletro e Dakar S. 1,16,5 la media sul doppio chilometro. Diana Bye Bye, Filippo Monti, Lorenzo Baldi, la scuderia dei 5 amici, la vittoria, la prima in carriera per la figlia di Oro Puro Bar.